La Mostra Internazionale del Gelato Artigianale di Longarone si appresta a celebrare la sua 64esima edizione, in programma dal 23 al 25 novembre 2024, con un'importante novità, un'identità rinnovata che pone al centro qualità, artigianalità e sostenibilità. La fiera più antica al mondo dedicata al gelato si presenta con un'ambiziosa trasformazione, rispondendo alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione. Dopo oltre 60 anni di successo, la MIG si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. La fiera ha sempre rappresentato un punto di riferimento per il mondo del gelato, ma il 2024 segna un punto di svolta. Abbiamo osservato e studiato a lungo il mondo del gelato, spiega il presidente Michele Dal Farra, e abbiamo capito che era necessario rinnovare la tradizione per avvicinare un pubblico giovane e attento alle nuove tendenze. La nuova MIG si trasforma in un punto di incontro esclusivo per il meglio del settore. Gelatieri artigiani di altissimo profilo, la fiera infatti accoglierà i professionisti più talentuosi che si distinguono per la loro maestria e la ricerca della perfezione. Produttori di materie prime di eccellenza, solo ingredienti naturali di alta qualità e provenienti da piccole produzioni di nicchia, per garantire la genuinità e l'autenticità del gelato italiano. Aziende con una visione etica e sostenibile. La fiera promuove un'attenzione particolare all'ambiente e alla responsabilità sociale per un futuro sostenibile del gelato. La MIG 2024 non sarà solo una vetrina, ma anche un importante centro di formazione e aggiornamento. Per la qualità delle materie prime, la fiera infatti promuove l'utilizzo di ingredienti naturali di alta qualità e di origine sostenibile. Per quanto riguarda ricerca e innovazione, la MIG incoraggia lo sviluppo di tecnologie e processi produttivi all'avanguardia. Nutrizione e funzionalità. La fiera ospiterà esperti di nutrizione, dietologi ed endocrinologi per approfondire l'aspetto salutistico del gelato. Sostenibilità e risparmio energetico. La MIG promuove l'utilizzo di pratiche e tecnologie a basso impatto ambientale. L'inaugurazione della 64esima edizione della Mostra Internazionale del Gelato è prevista sabato 23 novembre alle ore 15 con la partecipazione del presidente del Veneto Luca Zaia, ma già al mattino ci saranno i primi eventi come la masterclass di alta gelateria sul concetto di naturale e la valorizzazione del territorio, oltre all'apertura delle iscrizioni al 54esimo concorso Coppa d'Oro con la consegna a campioni. Altro evento di richiamo è l'apertura della mostra dedicata all'archivio di Luca Caviezel, che il grande maestro del gelato aveva donato qualche anno fa proprio alla MIG di Longarone. Sempre nella giornata di apertura si svolgerà anche il concorso sulla granita siciliana.